A meno che non ci si riduca davvero a dormire all'interno dei locali la notte, è evidente che si è incapaci di provvedere, non c'è soluzione, temo. La raffica di furti degli ultimi giorni, i colpi a Marghera, quelli all'hamburgeria di via Terraglio a Mestre uno dietro l'altro, poi la spaccata dal parrucchiere accanto e ancora un nuovo colpo nel ristorante La Favorita sempre in via Terraglio, destano preoccupazione e ora anche rassegnazione da parte di ristoratori e titolari di locali che si ritrovano con danni ingenti da pagare, oltre al furto subito. Organizzarsi con la vigilanza privata sarebbe troppo oneroso. Il punto è che purtroppo ho preso di parlare a nome di tutti e tutta la categoria e le categorie, perché poi in realtà il problema non riguarda soltanto chi somministra alimenti e bevande, ma tutti i negozi che si affacciano sulle vie. È evidente che stiamo parlando di una soluzione che potrebbe essere interessante, ma che comporta dei costi che, stante la realtà del quotidiano, difficilmente si può immaginare di sostenere. Non è tempo, usciamo da una pandemia che certamente è stata devastante per molti settori e poi forse addirittura peggio ancora ciò che l'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica hanno determinato, forse addirittura peggio che non la pandemia stessa, insomma. Spaccata anche in un panificio di Ceggia, dove i cittadini hanno deciso di organizzarsi insieme facendo delle ronde a turno per aiutare i titolari a sorvegliare la loro attività. Un forte senso di comunità a cui anche Ceolin si appella. È vero che per sfondare un vetro di una vetrina con un tombino occorre un po' di tempo, ma sicuramente produrre tanto rumore. Incredibilmente nessuno mai pare accorgersene e magari quello sarebbe forse il deterrente maggiore, ossia tirar su una tapparella piuttosto che prontamente chiamare le forze dell'ordine, forse sarebbe l'unica vera soluzione, ma per la quale occorrerebbe probabilmente un senso di comunità che si è smarrito.